Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi, giovedì 27 gennaio, giornata della memoria, iniziative e commemorazioni in tutta la provincia, da Varese a Busto Arsizio. Nel capoluogo, esponenti del Partito Democratico hanno ripulito le scritte naziste apparse nei giorni scorsi sui muri della sede di via Monterosa. Vediamo il servizio di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. La data non poteva che essere quella più corretta. Abbiamo subito questo atto vandalico, lo sapete tutti. Purtroppo non è la prima volta che si verificano questi episodi. Però, come abbiamo già avuto modo di dire, questi episodi ottengono l'effetto contrario, perché sta formando una coscienza antifascista molto diffusa anche nelle nuove generazioni ed è nostro interesse primario che questo si amplifichi e si fortifichi. Quindi per noi era doveroso fare proprio oggi quello che stiamo facendo: imbiancare, togliere queste scritte, cancellare questa cultura che non è una cultura e che non può avere diritto di cittadinanza in Italia e nel 2022. Parliamo ora di una questione spinosa come quella del costo dei carburanti e degli sconti ritenuti insufficienti per i residenti nella zona di confine. Oggi, su 50 litri di pieno, andando in Svizzera si può arrivare a risparmiare fino a 18 euro sulla benzina e quasi 9 sul diesel. Eppure il risicatissimo sconto è pari a 2 centesimi al litro nella fascia di confine lombardo-elvetico. I numeri eloquenti sono emersi questa mattina quando la Commissione Bilancio di Regione Lombardia ha ospitato un'audizione sul tema richiesta da Clemente Orsenigo del PD, con la presenza delle associazioni di categoria. L'intervento di Massimo Sassi, presidente di FAIB Confesercenti Varese, ha evidenziato il differenziale dei prezzi, gravato anche dai recenti impressionanti aumenti. I dati riportati, ha affermato il rappresentante dei benzinai, sono significativi per avere uno sconto adeguato e conforme alla normativa vigente. Eppure stiamo ancora aspettando l'ultimo rilevamento effettuato dall'ambasciata italiana a Berna sulla zona di confine, che è in ritardo rispetto al solito e che chiediamo passi da trimestrale a mensile. Insomma, cosa non va? Il differenziale che oggi si potrebbe avere sulla media dei costi tra la benzina elvetica e quella italiana, ha aggiunto Sassi, è tra i 13 e i 16 centesimi al litro. Il presidente della Commissione Giulio Gallera, in conclusione, ha promosso la presentazione di una mozione su questi temi in Consiglio regionale, visto che le precedenti iniziative avevano sbloccato la situazione, riattivando lo sconto, sia pure nella misura altamente insufficiente, in vigore al giorno d'oggi. Parliamo ora di Covid e carceri. Sono 740 i detenuti positivi nei penitenziari lombardi, circa il 10% della popolazione carceraria, 5 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva, e la copertura vaccinale con terza dose sfiora il 40%. Sono i numeri che il provveditore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Pietro Buffa ha fornito alla Commissione Speciale Situazione Carceraria di Regione Lombardia. I dati fotografano una situazione della popolazione detentiva speculare a ciò che accade all'esterno, ha dichiarato la Presidente della Commissione Antonella Forattini. Dopo la crescita esponenziale di fine dicembre e inizio gennaio, oggi la curva del Covid negli istituti di pena lombardi sembra aver rallentato la sua corsa. Ciò anche grazie al lavoro di tutti gli attori del sistema carcere che hanno messo in atto misure di contenimento e grazie alla campagna di vaccinazione che sta procedendo in tutte le case circondariali. Sono 7.838 i detenuti nelle carceri lombarde, su una capienza di 6.129 posti. Nella quarta ondata, quasi 1.500 i casi di detenuti positivi. Busto Arsizio piange la scomparsa di Ermenegildo Colombo, titolare dello storico panificio Colombo 1933 di via Don Minzoni e di numerose altre rivendite tra Busto, Gallarate e la Valle Olona. L'imprenditore è scomparso la notte scorsa all'età di 77 anni a causa di una grave malattia. Lascia la moglie e i figli Chiara, Giovanni e Matteo. Colombo, per tutti Gildo, aveva creato negli anni una catena di punti vendita iniziando da quello storico di via Don Minzoni, in pieno centro a Busto, fondato nel 1933 dal padre Giovanni e diventato nei decenni una vera e propria istituzione, non solo per il pane ma anche grazie alla famosissima pizza al trancio gustata da generazioni di bustocchi e non. Per chiudere lo sport con la conclusione della telenovela Gentile Open Job Metis, la pallacanestro varese e l'ex capitano dell'Olimpia hanno trovato l'accordo per chiudere il rapporto, soluzione di compromesso tra il club e l'esterno casertano. Dopo il nulla di fatto nella trattativa con Riccardo Visconti, che avrebbe garantito una contropartita tecnica varese per la partenza del suo capocannoniere, le parti hanno trovato una soluzione. Il giocatore del 1992 potrà dunque firmare per Brindisi
che potrà tesserarlo in tempo per la partita di domenica 30 contro Sassari, dove sfiderà il fratello maggiore Stefano. Varese invece affronterà la trasferta a Trento di domani col debuttante Justin Reyes al posto di Gentile, ma sta lavorando per chiudere in tempi rapidi, almeno con un altro rinforzo. Una pista aperta è quella per il lungo Elijah Childs, attualmente in forza a Trapani in A2. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.